Adesso invece diamo il benvenuto alla nostra ospite. Buongiorno, eccola, la vedete già inquadrata. Allora, lei si chiama Francesca Leschiutta, è coordinatrice infermieristica della struttura della casa di riposo di San Vito al Tagliamento. Buongiorno e benvenuta sui nostri schermi. Buongiorno, grazie. Allora, lei durante diciamo, la prima ondata di Covid, durante il lockdown, ha compiuto una scelta di grande dedizione professionale, perché testimonia il suo insomma, amore per il lavoro che fa, per gli ospiti di cui si prende cura, perché ha deciso di rimanere in isolamento all'interno della casa di riposo con i suoi pazienti ospiti per 15 giorni. E questa scelta poi, e lo vedremo successivamente, le ha portato anche un'onorificenza inaspettata ricevuta dal Capo dello Stato in persona. Allora Francesca, come è maturata questa scelta di rimanere appunto isolata con i pazienti e come l'hanno presa a casa? Come vi siete organizzati? Beh, la scelta è stata fatta in seguito a una richiesta del nostro direttore che aveva capito che le cose cominciavano ad andare male fuori. La proposta è stata fatta a noi 5 coordinatori all'inizio e da noi è partita poi la richiesta al personale di ogni reparto. Nel giro di un paio d'ore abbiamo avuto già tutte le adesioni e questo sabato mattina. La domenica ci siamo organizzati un po' nelle case, perché tutti a casa avevano mariti, mogli, figli, tutti da sistemare. E lunedì mattina siamo arrivati con i nostri trolley tipo aeroporto e ci siamo organizzati. Siamo rimasti qui 15 giorni insieme a tutti i nostri ospiti. A casa sì, è stata un po' più dura perché soprattutto chi non era in grado di arrangiarsi ha dovuto imparare. Beh, insomma, sì, nell'emergenza. Sì, tutto. Sì. È stata un'emergenza anche per loro fuori. Insomma, un'emergenza nell'emergenza, perché in quel periodo ovviamente eravamo tutti insomma, in piena pandemia ed era un momento difficile di orientamento, di grande disorientamento. Una fotografia della realtà di oggi, com'è cambiata la situazione, come state vivendo in questo momento, questa terza ondata, insomma? Allora, per noi questo è il momento della ripresa, nel senso che finalmente non abbiamo più casi positivi né tra il personale né tra gli ospiti, quindi per noi adesso è il momento quello di ricrescere, di riportare nuovi ospiti all'interno della struttura, di creare tutto quello che avevamo dovuto fermare, tutti i progetti, tutte le cose nuove. Quindi insomma siete in una prospettiva di rilancio e di rinascita. Quando avete poi fatto questa scelta, quante donne eravate? Diciamo, che rapporto c'era uomini-donne? Numerico, Ce n'erano pochini, erano forse il fisioterapista, animazione, il direttore, gli operai che però non si fermavano all'interno certo. come noi, andavano a cambio perché non stavano dentro la struttura, e gli infermieri. Quindi direi che insomma se erano in 6, 7, forse era tanto, su 80. Insomma, donne protagoniste, l'hanno detto, in realtà lo dicono relativamente a questo anno di pandemia, analizzando diversi aspetti, ce ne sono alcuni più virtuosi, come può essere la sua storia, poi ci sono quelle storie invece un po' meno virtuose, che fanno meno piacere da raccontare, cioè tante donne che hanno perso il lavoro, oppure oggi zona arancione riprende la DAD, tantissime donne, madri che dovranno ovviamente stare a casa perché lo stipendio è quello minore, quindi più sacrificabile tra virgolette. Una situazione insomma che vi vede sempre protagoniste. Immagino che il suo sia anche un mestiere un po' diciamo più al femminile, o è una mia idea, diciamo così, un pregiudizio mio? No, i numeri sono decisamente superiori, quelli delle donne rispetto agli uomini all'interno, sì, anche negli ospedali, ma forse lì qualche ometto in più c'è. All'interno delle case di riposo sono proprio pochini. Poi
diciamo, è arrivata una sorpresa perché questa scelta ha colpito anche, appunto, e adesso vediamo le immagini grazie alla regia, il Capo dello Stato che le ha conferito un'onorificenza. Eccolo qui, il momento della consegna. Come l'ha saputo, come è andata e che emozione è stata per lei? L'ho saputo mentre ero a passeggiare perché uno dei suoi colleghi mi ha chiamato al telefono facendomi le congratulazioni per una cosa che non sapevo. Pensavo a uno scherzo inizialmente. Dopo ho cominciato a sentire che arrivavano messaggi appena avevo un po' più campo e sotto c'era il mio direttore che mi diceva rispondi al telefono e mi hanno dato la notizia. È stata così una sorpresa, una sorpresona direi. E l'emozione poi lì a Roma è unica, è un po' inspiegabile perché è una cosa che veramente non mi sarei mai aspettata. Sono contenta per tutte le mie colleghe, tutti i miei colleghi che insieme a me hanno fatto questa esperienza, perché i 15 giorni li ho passati insieme a 80 persone splendide che hanno dato veramente l'anima qua dentro, hanno sacrificato come me famiglia e tutto per rimanere qua. Quindi con me loro erano a Roma, 80 persone tutte insieme e 180 perché poi comunque anche chi quei 15 giorni non ha potuto rimanere dentro con noi, da fuori ci ha sostenuto in mille modi diversi. Bene, allora immagino l'emozione. Senta, e invece gli ospiti, un'ultima battuta sui vostri ospiti, come si sono sentiti accuditi, immagino, e ancora più a casa con voi lì presenti. Sì, difatti i 15 giorni sono stati un po' strani per loro, perché vederci giorno e notte, vederci il momento in divisa, un paio d'ore dopo eravamo in Borghese, ci vedono uscire con gli asciugamani sui capelli, perché dallo spogliatoio ci spostavamo nelle stanze che avevamo adibito a dormitori, diciamo. E quindi ci guardavano un po' strani e poi era all'inizio con le mascherine, lì cominciavano a chiedere ma perché non la togli, ma non ti capisco. Per loro è Beh, è uno stato shock, tanto. insomma, faticoso, ecco, immagino. È stato faticoso per tutti, però immagino per le persone anziane ancora di più. Complimenti allora per il suo lavoro, per questa scelta e per aver rappresentato nel migliore dei modi, in questo caso i suoi colleghi, davanti anche al Presidente. Le rinnovo gli auguri per questa giornata, a lei e a tutte le colleghe e anche alle ospiti della struttura che adesso andrà a raggiungere e la ringrazio per essere stata con noi. Grazie mille. Buona giornata a tutti. A lei, Buona festa della donna. arrivederci. Grazie, grazie, arrivederci.